In queste puntate, i Coldplay e sharing listat del rock, sicurezza de stradis e tagging intervents, un mese per domandare il bonus bebè, gli appuntamenti de settimane. A sera listat fu che flammis de musiche pop e rock a Udin e arrivi i Coldplay, che il 31 di agosto e suoneranno in un stadio di Friuli, che varrà di essere plen come un uovo, stante ai biglietti che sono stati venduti e che sono anche di più di che di Bruce Springsteen e di Madonna. Dal resto, Udin è arrivata a avere l'unica data italiana dal gruppo di Londra e anche di Croazia, Carinzia, Slovenia, per sicuro vignerà un'ora di end, perché il concerto più d'ogni sarà a Munich in Baviera. La band guidata di Chris Martin, conosciuta ai giornali di Pettage per aver maridato l'attore americano Gwyneth Paltrow, e sta andando attorno al mondo sul suo tour dall'anno passato. Il disco Viva la Vida ha di fatto battuto un gruppo di records in fatto di vendite e io ha fatto arrivare a 50 milioni di copie vendute delle loro carriere. Che i Coldplay arrivano a rappresentare più di tutti gli altri, è un concerto di rock a mia via e in sperimentazione e voi di là incontri e dal pubblico. Un sedamento che ha milioni di fans attorno al mondo e che arriva come a Udin per un spettacolo di grande energia. Con un plan di 400.000 euro, il comune di Udin interverrà su 3 croseris che hanno veduto in da ora succede un gruppo di incidenti. Si tratta di Placial d'Annunzio, Jardin Grand e la crosera Jenfrey de Svis, Lumignà, Gonars e Selvucis. Che spons neris de viabilità comunale e sono stati studiati dal comune per loro incidentalità e l'assessore ai mobilità Enrico Pizza ha proponuto di mettere in vore delle modifiche che ledono a ridurre l'impatto di pericolosità che ha la strada. Dut caso, nessun intervento ha reso la strada sicura, senza un comportamento responsabile di cui almeno la macchina. Placial d'Annunzio, forse non tutti lo sanno, a Leon dai due puesti ad un viale Palmegnove, dove che negli ultimi 5 anni ci sono stati più incidenti gravi, con morti e feriti, addirittura 30 volte. Come però si riorganizzerà la rotonda lì di crociere con Viale Ondiarie, Viale ai 23 di marzo e Viale Palmegnove. Si chiama l'occasione anche per integrare il percorso ciclabile di Viale 23 di marzo col tratto che all'arrà di Cocau a Grau. Un evore pericoloso è anche il tratto che ha giunto gli Svis, Lumignà, Selvucis e Gonars, che dagli ultimi anni sarà registrato una trentina di incidenti. La crociera vignerà rimodellata per fare più i plank sorreduti che vengono di Udin e che vanno verso le autostrade. Jardin Grand è anche che è un ponte dove che incidenti non manchi, stante che si è già lavorato da interventi te aree d'Onghie de Concordie e te l'Is di Napoleon, gli robis di fanno sono tanti. Dut casi i ponti più critici arrivati a Plaza Losov e land vers place dal patriarchiato e saranno sistemati e vignerà separati in maniera più chiara il ponte per sistemare le macchine di che dove le macchine si possono passare senza la pass di on. Si chiama bonus bebè e è un aiutore che la regione dà a chi hanno avuto o hanno adottato un o più figli dal 2007 in qua. Di come anche gli sfamesi del comune di Udine possono domandarlo. I moduli sono a disposizione dagli uffici di Viale Duodo 77, delle circoscrizioni, ma anche sul sito del comune www.comune.udine.it. Il modulo, una volta emplato, va poi presentato all'ufficio di protocollo del comune a Palazzo da Ronchi in via Lionello 1 dentro dai 29 di settembre, ad un contiene copie di un documento di identità e un'attestazione ISEE che mostra un livello economico di non più di 30.000 euro. Per vecchi benefici, la zona regionale di Cumò è affissata che bisogna essere residenti in Italia di almeno di Sainz e in Friuli almeno di 5. 500 euro avvegneranno da per il primo figlio, sia 100 per i figli da sport al primo e 1000 dal caso di Gimui. Per informazioni si può chiamare l'ufficio dei servizi sociali del comune al numero 0432 271 399. Gli appuntamenti delle settimane. Amore romantico. Tox de Traviata di Giuseppe Verdi per regie di Cristian Finoia. Marta 25 di agosto ai 9 di sera te cor di Palazzo Morpurgo. Quella notte sulla luna.
Conversazione con Margherita Hack, per cura dal Museo Furlan di Storia Naturale. Martedì 25 di agosto, ai 6:30 di sera al Salone del Parlamento del Cistiel. Frammenti per la fine dei tempi. Concerto dall'ensemble Sequenzia per il Festival di Musica Cortese. Io il 26 di agosto ai 9 di sera, Iglesia di Santa Maria sul Cistiel. Presentazione dal libro di Robert Meroi, Duce che non avessi mai osato domandare sulla storia di Udin, con Roberto Iacobissi e Mauro Missana. Io il 26 di agosto ai 6 di sera te cordi Palazzo Morpurgo.